un'antica tradizione che risale alla Repubblica di Venezia e quindi un collegamento tra Venezia e Treviso come appunto territori di un'antica forza che era la Repubblica della Serenissima e che ha segnato anche nei suoi prodotti alimentari come l'olio un momento importante della nostra storia e delle nostre tradizioni. Quindi si vuole portare avanti questa tradizione e un ringraziamento a Cappella Maggiore, in particolare alla sua amministrazione, per quello che fa, per quello che fanno i sindaci, gli amministratori, per valorizzare i nostri territori. E su questa strada continueremo come Consiglio regionale a sostenerli. Anche quest'anno, per il quarto anno consecutivo, siamo riusciti a organizzare, con la collaborazione di tanti volontari, di tante associazioni, in modo particolare la Ruota, la Prodoco, i genitori, i comitati genitori e soprattutto il sostegno economico anche della Banca Prealpi, questo tipo di manifestazione. L'obiettivo principale è tutelare non solo il prodotto in quanto economia, ma soprattutto l'aspetto salutistico dell'olio e quello chiaramente della sostenibilità legata all'ulivo. Quindi questi sono i principi fondamentali. Ci saranno una serie di attività collegate sia ad aspetti ludici che a aspetti più tecnici e professionali. Quest'anno, l'edizione 2026 porta con sé una grande rete che si è costituita, proprio per promuovere l'olio della Serenissima, a partire da una mostra in collaborazione con Terrafertile, una cooperativa di Vittorio Veneto che si occupa di disabilità. Inoltre avremo anche un evento con l'Associazione per il Patrimonio delle Colline, di Conegliano e Valdobbiadene, proprio sul tema del paesaggio. Oltre a questo ci sarà un banco dei sottoali della Caritas di Vittorio Veneto nel segno della solidarietà e, in più, le PPL del Veneto con i loro oli parteciperanno nel banco degustazioni. Abbiamo circa 70 oli, di cui 42, del Veneto, quindi una grande promozione di questo territorio che sa distinguersi non solo, per il prodotto, ma soprattutto per la qualità del prodotto che abbiamo. Come mai questa inedita collaborazione tra il vino e l'olio? Perché sicuramente sono 2 perle che noi abbiamo anche sulle colline del Prosecco di Conegliano e Valdobbiadene e noi siamo un patrimonio dell'umanità che tutela il paesaggio e quindi tutto ciò che, anche rappresenta le nostre tradizioni enogastronomiche, dove è sicuramente incluso chiaramente anche l'olio. E poi, in questa occasione ci fa molto piacere essere presenti perché Cappella Maggiore fa parte di quell'area che è stata definita commitment zone, per cui l'area cuscinetto attorno, al patrimonio dell'umanità e quindi essere presenti per noi è un modo anche per dire che l'associazione non è vicina soltanto ai comuni dell'area UNESCO, ma anche a quelli che hanno scelto di sottoscrivere, un accordo con la Regione Veneto proprio per sostenere quest'area. E lo facciamo attraverso poi un momento in cui raccontiamo un pochino il legame tra il paesaggio, il turismo lento, il vino e chiaramente l'olio. Terrafertile, cooperativa sociale che dal '97, si occupa nel territorio del Vittoriese di persone con disabilità e con svantaggio, offrendo, opportunità socioassistenziali, educative e di inserimento lavorativo. La mostra Authentic Artificial, l'inclusione della era delle maschere, è stata un'occasione per proporre dei nostri percorsi che facciamo con delle persone svantaggiate, proprio, proponendo delle opere molto grandi, materiche, tridimensionali da una parte e dall'altra delle opere più di, informatiche utilizzando l'intelligenza artificiale. È un'occasione per promuovere benessere, qualità di vita e dar dialogo e parole alle persone delle quali ci occupiamo.